Poi volendo potete fare questo giro, quindi un giro circolo. Visitatori all'ufficio turistico di Piazza Borsa a Treviso. Un via vai continuo anche se siamo di lunedì, ennesimo segnale di crescita per questo importante settore dell'economia di Marca. Non c'è più il turista, che sia italiano o straniero, ma soprattutto italiano, lo notiamo, che viaggia nel weekend. Sia magari per i prezzi che una volta erano più alti nel weekend, quindi si è iniziato a cambiare un po' anche per come è cambiato il modo di lavorare, o comunque anche magari c'è più gente in pensione che si muove rispetto a un tempo, soprattutto in camper. E qui c'è la prima novità, con gli stalli vicino al tennis sempre tutti occupati, così come le altre piazzole a ridosso della città. Sono veramente tanti i camperisti che vengono in ufficio da noi a chiederci informazioni e ci rendiamo conto che veramente è un modo di alloggio che ha spopolato negli anni. E potrebbe essere di più se ci fossero altri spazi, così come secondo gli addetti ai lavori tornerebbero gli inglesi se non fossero state spostate tutte le tratte aeree britanniche dal Canova al Marco Polo. Se vengono qui sono più che altro quelli che fanno un'escursione in giornata. Il vettore più utilizzato comunque rimane l'aereo. Sì, tendenzialmente sì. Ulteriore conferma del dilemma trevigiano tra i soldi che arrivano dai visitatori e l'impatto ambientale che l'aumento dei voli anche di notte inevitabilmente comporterebbe. Va detto però che il turista volante una volta a terra compensa utilizzando i nostri mezzi pubblici per visitare il visitabile, con qualche limitazione come incredibilmente per chi vuole passare una domenica ad Asolo. Diciamo che è un po' complicato, possono arrivare fino a Montevelluna e poi prendere un taxi, però insomma diciamo che è meglio muoversi durante la settimana. Sì. Perché di domenica non c'è la corriera che arriva. No, no, non c'è il servizio.